Questo è l'impasto del casatiello tradizionale napoletano che faceva mio padre. Volete fare pure voi? Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Planetaria, 700 ml di acqua e 5 grammi di lievito di birra fresco e iniziamo a far girare a velocità 1. Quando l'acqua e il lievito si sono sciolti bene, ci buttate mezzo chilo di farina manitoba e fate un'altra mescolata. Con la manitoba unite mezzo chilo di farina 00 e fate continuare a mescolare. Adesso, un po' alla volta, incorporiamo 250 grammi di sugna, anzugna, lo strutto. Adesso uniamo pepe, non vi do le dosi perché il pepe si mette a sentimento, quindi come voi sentite così facile. L'impasto ha raggiunto questa consistenza, siamo pronti per mettere il sale. Alla fine uniamo 20 grammi di sale e facciamo mescolare per una decina di minuti a velocità 3. Ecco qua, l'impasto è pronto dalla Planetaria, lo vado a mettere in un contenitore perché deve riposare tanto tempo. Guardate com'è bello, guardate. Ecco qua, adesso vi sembrerà un po' molle, poi vi faccio vedere che con la crescita diventa un babà. Luogo fresco e asciutto e non ventilato, lo chiudete e lo fate raddoppiare di volume e siamo pronti per fare il casatiello. Ho fatto la Planetaria, ma voi se volete lo potete fare anche a mano. Facile che non basta, ma raccomando, iscrivetevi nei commenti. La nonna lunare, la purella, una bella cosa. Brana mano, come mangiare? Mamma mia, che recco. Casatiello parte 2. Ecco qua, guardate l'impasto che ho fatto ieri, che vi ho detto, è diventato un babà. E questi sono tutti gli ingredienti. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Come vi avevo detto ieri, guardate l'impasto dopo circa 12 ore, guardate qua. Ecco qua ragazzi, guardate che bello, è di una morbidezza, voglio che non posso spiegare. Lo dovete stendere, aiutatevi con un po' di farina, così che non si azzecca. Stenderlo tutto, ricavate un piccolo pezzetto di impasto perché dopo ci servirà. Qua vedete, io l'ho steso, adesso aggiungo un po' di parmigiano, e immancabile pecorino. Aggiungo prosciutto cotto, ragazzi, cicli maiali, questi, ecco qua, una bella catasta di cicli, salame e formaggi, quello che vi piace è quello che pulite e quello che tenete. Adesso con le mani, ecco qua, ve lo mescolate e ve lo stendete su tutta la superficie dell'impasto. Adesso siamo pronti per arrotolarlo con mano sasiccio, così. Prendete il ruoto questo qua del casatiello e lo mettete qua dentro qua. Eccolo qua, vedete? È pronto. Prendo un po' di sugna e ce lo vado ad appoggiare su tutta la superficie del casatiello. Adesso invece vi voglio spiegare la differenza fra tortano e casatiello. Il tortano tiene una superficie liscia e una bella crosticina sopra e le uova dentro. Il casatiello, le uova
le tiene sopra, così crude. Ovviamente le uova le ho lavate, le ho messe un po' in acqua, perché così l'acqua ci aiuta a farle scendere un po' più giù, a farle scivolare. Le striscioline di impasto che io vado a mettere sulle uova, diciamo che non è una decorazione. Per chi è cattolico simboleggiano la croce di spine che portava Gesù. Perciò questo casatiello si fa nel periodo pasquale. Ecco qua, adesso lo lasciamo riposare un'altra mezz'oretta in forno spento con la lucina di cortesia accesa. Circa mezz'ora, guardate, è raddoppiato di volume ancora. 75 gradi per circa un'ora, ogni tanto gli avrà da un occhio. Ecco il profumo, mamma. Una bella pelle. A posto, a posto. E uno, e due, e tre. Sto a posto. Voglio, dici la verità. Yeah. Anzi, metti capito. Ciao ciao.